E ci sembra che questo non sia lo Stato adatto. Paradossalmente non stanno andando via adesso, non stanno chiudendo le imprese che soffrono, stanno andando via le imprese che godono anche di maggiore credibilità, che godono anche di lavori già acquisiti. Perché? Perché vanno a produrre nella vicina Carinzia. Stiamo perdendo il know-how che abbiamo acquisito per tanti anni. Perché? Perché lo Stato non è competitivo, non sono le imprese. Cioè bisogna toglierci dalla testa una cosa che è fondamentale. Io non conosco ancora un'impresa veneta che stia chiudendo perché non riesce a lavorare. Cioè, ad esempio, faccio un esempio scolastico capibile e comprensibile a tutti. Se io sono un calzolaio e faccio scarpe che fanno male ai piedi a tutti, domani mattina chiudo. Ovvio. Però se io faccio le scarpe e do le scarpe a un mio cliente e questo cliente non mi paga e non riesco a ottenere il credito perché in Italia, poi abbiamo qui un avvocato e ce lo confermerà, quando va bene riusciamo a ottenere i crediti in 5 anni se andiamo per vie legali.